Un 28enne veneziano ha prima preso prodotti di vario genere tra alimentari e cosmetici dalle corsie di un supermercato di Marghera, poi ha spintonato l'addetto alla vigilanza per fuggire, ma è stato preso dai carabinieri giunti in breve sul posto prima che si potesse allontanare. Poi è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa dell'udienza di convalida con la quale il giudice gli ha imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Intanto continuano le operazioni a alto impatto sulla scorta di quanto determinato in sede del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nello specifico, tra martedì e giovedì, agenti e militari hanno controllato oltre 180 persone, di cui la metà stranieri e molti dei quali gravati da precedenti di polizia, e 16 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per infrazioni alle normative di settore. Le attività sono state estese anche al compartimento di polizia ferroviaria, in considerazione dell'aumento di turisti previsti in città in occasione delle festività pasquali. Gli operatori, in particolare, hanno effettuato controlli su 27 treni in arrivo e partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia, identificando oltre 400 persone, molte delle quali con precedenti. Giovedì Chioggia è stata attenzionata speciale. Gli agenti del commissariato, con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Padova, hanno svolto un servizio coordinato controllando 50 persone e oltre 20 veicoli su strada. Nel corso delle operazioni, un cittadino originario della città clodiense ma da tempo residente all'estero è stato rintracciato e portato in carcere in virtù di un ordine di carcerazione a seguito di condanna per vari reati di natura fiscale. Dovrà scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione nel carcere di Santa Maria Maggiore.